appuntamento con Radio Chef, un appuntamento dedicato naturalmente al carnevale, ma partiamo subito salutando in studio con me Maria e Claudia Casarsa, la nostra nutrizionista. Benvenute. Buongiorno Barbara, ben ritrovati a tutti. Buongiorno, benvenuti tutti. Beh, oggi non potevamo non dedicare il nostro appuntamento al carnevale, visto che appunto è giovedì grasso e quindi si parte proprio con tutto quello che riguarda questa tradizione. È ancora un anno un po' di passaggio questo, perché ai noi la pandemia del Covid lascia i suoi strascichi, quindi non potremo ancora vivercelo proprio appieno, però sicuramente possiamo viverlo in tavola e organizzare anche dei piccoli buffet di carnevale. Un po' questo è il filo conduttore di questa puntata. Creeremo insieme un buffet di carnevale, vi suggeriremo un piatto principale se pensate a una cena più strutturata, ma anche a tanti stuzzichini che possono andare bene per qualsiasi tipo di festa tra amici o anche per i più piccoli, con idee per decorare la tavola. Ovviamente non mancherà nemmeno l'idea per un cocktail colorato e carnevalesco e uno scorcio alle tradizioni che vivremo anche con gustose ricette tra quelli che sono i tipici dolci del carnevale in tutta la regione. Vi porteremo fino a Sauris e tutte le sue suggestioni con un collegamento in diretta. Allora Claudia, direi che io e te partiamo proprio un po' rivivendo il carnevale. Partiamo con te, che ci ricordi un po' quando è nato e com'è nata questa tradizione del carnevale. È una tradizione che si perde veramente già agli inizi, diciamo veramente nella notte dei tempi, perché si parla già durante le feste, diciamo, degli antichi romani, ma poi nel Medioevo ecco che prende forse piede effettivamente quello che è più vicino ai giorni nostri, cioè il fatto che con la Chiesa cristiana e le liturgie iniziava la Quaresima, e quindi il giorno prima della Quaresima ecco che doveva essere permesso un attimino un po' tutto, e quindi la grande abbuffata, e la Chiesa ha anche dato una calendarizzazione, quindi dall'Epifania al giorno prima della Quaresima, come un periodo un po' di libertà gastronomica, proprio perché poi dal mercoledì delle ceneri Quaresima ed era vietato proprio la carne e i prodotti animali, e perciò le persone, il popolo doveva pur sfogarsi, ed ecco che poi questa festività è stata diciamo ancora più fissata tra il giovedì grasso e il martedì grasso. Carnevale che poi è una festa che noi abbiamo esportato in tutto il mondo, perché ricordiamolo, in effetti partendo appunto dagli antichi romani, dalla notte dei tempi, come dico io, dai loro riti per il dio Saturno, siamo arrivati effettivamente ai giorni nostri. Ora si è un pochino persa questa tradizione così carnevalesca gastronomica, perché in effetti anche con la Quaresima non molti osservano poi un digiuno per 40 giorni da tutti i prodotti della carne, ed ecco che poi anche in questo periodo di carnevale ovviamente l'abbondanza e anche i fritti, anche perché era un periodo in cui magari effettivamente avveniva di più anche la macellazione poi anche di certi animali, ricordiamo del suino, quindi anche da derivati che insomma davano questa abbondanza, e perciò insomma le persone si concedevano questa festa che sì, definita anche appunto un po' la festa dei folli, e anche perché c'era proprio un ribaltamento dei ruoli, era proprio uno sfogo del popolo verso anche chi li governava, tutto era un po' consentito nel ribaltamento dei ruoli, e iniziarono anche a nascere le prime maschere, anche perché questo permetteva proprio di nascondere in anonimato anche chi magari era un po' più esuberante per non andare così, per non avere ritorsione magari dai nobili. Tra l'altro questo ribaltamento dei ruoli proprio lo vedremo anche in alcune tradizioni del carnevale del Friuli Venezia Giulia. Poi hai parlato della carne, Claudia, ricordiamo che un tempo insomma la carne era un cibo
privilegiato, spesso certo. chi coltivava gli animali nemmeno li mangiava, al limite gli rimanevano gli scarti. Pensiamo ad esempio ai sanguinacci, no? Che erano un tipico rimasuglio che veniva concesso ai più poveri, che potevano così usufruire della carne, ad esempio del maiale, che in realtà veniva venduto perché serviva come mezzo di sostentamento, e quindi magari il carnevale era un modo anche per poter finalmente concedere questi cibi a chi... Che poi appunto anche l'etimologia proprio del nome carnevale si dice derivi proprio da carnem levare, e poi fu ridotto così, tradotto ai giorni nostri carnevale. Questa si dice perché poi insomma un pochino ci sono anche così altri che sostengono anche altre teorie, però insomma a me piace più questa, che diciamo è più vicina al discorso proprio della Quaresima, e quindi direi molto più azzeccato. E andiamo allora al nostro Friuli Venezia Giulia, che tra l'altro dal mare alle montagne, dalle Alpi al Carso, ha praticamente 6 carnevali, e noi ve li raccontiamo, li riepiloghiamo ispirandoci a questo bell'articolo pubblicato su diarioinviaggio.it. E si parte da Grado, con questo carnevale gradese che adesso in realtà si festeggia in estate, anche per condividere questa tradizione con i turisti, però aveva una storia molto antica. A Grado ogni anno c'è il giorno della zuoba, grasso, il giovedì grasso, e si celebra appunto il manzo infiocao, ovvero il manzo infiocchettato, un manzo che oggi è finto e che viene accompagnato per le vie dell'isola in ricordo di un evento che si era verificato ben 9 secoli fa. Nel 1162 infatti il patriarca di Aquileia invase e conquistò Grado. In aiuto dell'isola arrivò il doge di Venezia, che sconfisse l'invasore e in cambio della vita obbligò lui e i suoi successori a donare ogni giovedì grasso dell'anno un toro e 12 maiali, ed ecco da dove traeva origine questa tradizione, che oggi però si festeggia soprattutto d'estate. Invece andiamo a Sauris, e più tardi racconteremo anche questa tradizione molto particolare, dove ovviamente si celebra il carnevale saurano. Si sa che in questo paese c'è anche una lingua molto particolare, più tardi scopriremo anche qualche dettaglio. Comunque l'evento di spicco di questo carnevale è la notte delle lanterne, che si svolge il sabato e precede il mercoledì delle ceneri. Dalla piazza del paese partono le maschere, i rollар ricoperti di sonagli, e il loro compito è quello di avvertire la gente dell'inizio dell'evento. Il Cheirari, il re del carnevale, una maschera di legno sul viso, una scopa in mano, se ne va poi in giro sia per le strade del paese che per i locali della città, spazzare il pavimento, ed è seguito da altre maschere, le maschere belle e le maschere brutte, che ballano accompagnate da fisarmoniche. Terminati i balli, maschere e spettatori seguono con delle lanterne alla mano un percorso in mezzo alla neve al bosco per raggiungere le dimore in cui scaldarsi con calde bevande, e tra tutte per primo il vin brûlé. E poi c'è anche il carnevale di Timau, sulle montagne Carniche, vicino a Paluzza, si festeggia un carnevale tutto particolare. Le sue origini si devono proprio alle influenze che derivano dai vicini paesi di lingua tedesca, il Washing Timau. Il momento più bello di questo carnevale è la sfilata delle maschere tradizionali. Gli Jutalan indossano gonne e camicie bianche, nastri colorati in vite e tradizionali scarpezze ai piedi, mentre i paurosi Mashkar sono ricoperti di fuliggine, indossano zoccoli e portano campanacci sulla schiena e salsicce e orecchie di maiale alla vita. Durante la sfilata gli Jutalan ballano e fanno piroette accompagnati dalle fisarmoniche, e i Mashkar cercano di sporcare il viso degli spettatori durante la loro agitata danza. E poi troviamo tanti elementi simili anche nel carnevale resiano, dove si festeggia appunto il Pust. Il carnevale consiste in un paio di giorni di festeggiamenti, noi ne abbiamo parlato anche molte volte nei nostri programmi, e danze al suono di citiria e buncula, violino e violoncello, in cui adulti e bambini si vestono da telippe bile maschere, le maschere belle di colore bianco, da babazzi o cucazzi, le maschere brutte. Il mercoledì delle ceneri in piazza si brucia il babaz, un fantoccio che rappresenta gli eccessi appunto del carnevale, per dare inizio al periodo di Quaresima. Un altro carnevale molto famoso è certamente quello di Muggia, il famoso Carneval de Muia, una tradizione lunga 600 anni, un periodo di tempo che è servito ai membri delle 8 diverse compagnie, bellezze naturali, voli e pupe, bora, brivido, lampo, mandrioi, ongia e trottola, per diventare dei veri artisti nella creazione di maschere caldi allegorici che sfilano per le vie
della città in tutto il tempo del carnevale, sfidandosi in una gara per decretare il vincitore. E poi c'è il mitico carnevale sappadino, il carnevale di Sappada, che adesso diventa una delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, con l'entrata di Sappada nella nostra regione, molto conosciuto dai suoi protagonisti, Rollate. Questi uomini coperti da una folta pelliccia marrone indossano questa maschera di legno, hanno dei campanacci legati in vita e se ne vanno in giro con una scopa per punire amichevolmente i passanti. Per molti aspetti ricordano un po' i Krampus dell'Austria e anche delle montagne delle Alpi Giulie. Il carnevale sappadino dura ben 3 settimane. Per le 3 domeniche della sua durata sfilano per le vie del paese 3 gruppi di persone che un tempo erano rappresentativi della composizione della popolazione sappadina: i contadini, i poveri e i signori. Ogni domenica è dedicata a uno di questi gruppi che sfilano rappresentando proprio la caricatura di se stesso. Insomma, questi sono i diversi carnevali. Naturalmente per quest'anno bisogna un po' dare un'occhiata, perché alcune date sono state posticipate, spostate, altre rimandate all'estate, quindi se avete in mente di seguire o ripercorrere qualcuna di queste tradizioni è bene che vi informiate. E poi, insomma, come vi abbiamo raccontato anche noi, c'è anche un'altra tradizione che è quella del carnevale di Monfalcone, e trovate anche tutte le iniziative di quest'anno sul nostro sito radio.0.it, da non dimenticare anche il famoso Carnevale del Carso Triestino. È veramente molto interessante anche questo approfondimento che hai fatto poi, Barbara. Sei stata bravissima anche a nominare le varie maschere. Si vede che sei un'esperta del carnevale proprio. Beh sì, è una bellissima festa il carnevale, un pochino. Ovviamente c'è chi la ama e chi la odia, però potrebbe anche, per chi non ama insomma gli eccessi del carnevale, approfittare magari di queste giornate per lasciarsi un po' andare con serenità e allegria, insomma, oppure dedicarsi alla tavola. Giustamente, e dedicandoci alla tavola proprio possiamo iniziare a pensare alle nostre ricette, al nostro buffet. Dato che prima l'abbiamo già nominato, io partirei subito da un secondo piatto che ci ha molto stupito in questo caso, ed è proprio appunto a base di carne. In questi giorni, dicevamo, la consumiamo ancora aspettando il martedì grasso, dove a questo punto andremo avanti con il detto carnem levare, e parliamo della ricetta di Laura Furlanetto di Valle di Cadore, che è la lonza di maiale al forno. Per il procedimento, per preparare questa ricetta insieme a noi, dovrete marinare la lonza per almeno 30 minuti in un mix di succo d'arancia, di un'arancia, olio, sale e spezie a piacere. Massaggiate anche bene la carne per far proprio rapprendere tutti i sapori. Nel frattempo tagliate a cubetti una mela, delle patate, affettate una cipolla. Posizionate poi la lonza in una teglia, unite le patate, le cipolle e le mele. Condite e aggiustate di sale e irrorate la carne con la marinatura che avevate lasciato da parte. Coprite quindi con dell'alluminio e infornate a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta trascorso questo tempo, togliete l'alluminio, girate e reinfornate per 40 minuti o fino a che la carne e le patate non risulteranno perfettamente dorate. Una volta cotto, lasciate riposare il vostro risultato, il vostro piatto, prima di affettare. Servite caldo con l'accompagnamento appunto di patate, mele e cipolle, che secondo noi ci stava veramente benissimo. Ma parlando poi ancora del maiale, della lonza in particolare, dovete sapere che questo pezzo, anche detto lombo, si divide in più parti. Abbiamo il carré e la lonza di per sé. Il carré è generalmente dedicato alla produzione di bracciole, mentre la lonza è destinata alla produzione, in questo caso, di bistecche senza osso. Sono entrambe da inquadrare, poi magari approfondiremo anche con la nostra nutrizionista, tra le carni fresche e magre del maiale. In particolare a Filautensili Natisone, i nostri esperti di fiducia per quanto riguarda il taglio, ci consigliano di far riposare bene la carne prima di affettarla per ottenere delle fette proprio sottili e perfette per essere servite anche con il vostro accompagnamento, e rendere a questo punto la carne veramente succosa e perfetta anche per essere gustata. Io vi ricordo che a Filautensili Natisone vi aspetta sulla strada Cividale Peroleis, presso la zona artigianale Leproso di Premariacco, con tutti gli utensili adatti ad ogni tipologia e ogni esigenza di taglio. In questo caso noi abbiamo parlato della cucina, ma vi aiutano anche per hobbistica, anche per lavoretti che potete fare in casa, ma anche abbiamo visto per il giardinaggio, anche se volete fare qualche lavoro più approfondito, anche in questi giorni preparandoci proprio appunto alla primavera, e potrete fare anche tutte le domande e tutti i dubbi che vi vengono in mente. Potete già dare uno sguardo anche al sito afilautensili.com per farvi già un'idea di tutto quello che vi può servire.
Benissimo, grazie Maria, e torniamo allora al nostro maiale, Claudia, per appunto, come ci suggeriva Maria, chiederti quali sono i tagli più magri del maiale, ma anche se abbiamo voglia ogni tanto di concederci quelli che sono i più gustosi, quali sono i tuoi consigli a proposito? Allora, visto che diciamo le antiche specie di suino sono un pochino scomparse, diciamo che noi ne abbiamo adesso importate di nuovo. Quello che si è sviluppato è una particolare razza, la Landrace, dalle quali appunto abbiamo questi magroni, cosiddetti magroni, e in effetti è migliorata la qualità delle carni, proprio perché è diminuita un pochino anche la parte grassa che contenevano. Ovviamente dal punto di vista nutrizionale lo possiamo inquadrare tra le carni rosse, anche se diciamo ci sembrerebbe più opportuno magari alle volte, ad esempio come l'onza, magari inserirli tra le carni bianche, però effettivamente fanno parte delle carni rosse. E dal punto di vista nutrizionale bene insomma alternarli. Dobbiamo tenere conto che ci sono delle parti più grasse, delle quali ovviamente io non demonizzerei, ecco, perché ad esempio anche il lardo, abbiamo delle tradizioni, lardo di colonnata. Io ad esempio una parte che adoro molto, non la mangio spessissimo, però ad esempio è proprio lo stinchetto, che qui è molto anche diffuso in regione. Altra cosa che anche, ecco, mi ricollego un attimo alla cucina mitteleuropea che abbiamo parlato l'altra volta. Noi abbiamo il cotto Praga, il cotto in crosta, il prosciutto cotto, che effettivamente anche tagliato a mano può essere così un'ottima anche merenda o alternativa insomma gustosa. La questione anche così di pancetta, insaccati, quelli ovviamente tutta la parte insaccata ne dobbiamo usare con parsimonia, perché effettivamente contengono nitriti, nitrati come antiossidanti e anche e soprattutto come conservanti, perché poi tutta la macellazione, il fatto di questa lunga conservazione devono garantirci anche come si dice il fatto che non contengano batteri o tossine di batteri, e quindi insomma la macellazione e la conservazione è molto importante di questi insaccati. Ricordiamo anche la pancetta e tutte queste parti assieme al lardo, che insomma fresco, tagliato, che devono essere in effetti mangiati non molto frequentemente. Per le parti magre come le bracciole oppure soprattutto la lonza, ovviamente inserita nel menù settimanale, può esserci certo tranquillamente alternata alle altre carni rosse, senza eccedere magari le 3 porzioni alla settimana. Non dimentichiamo poi che questa selezione di queste nuove razze suine, non c'è solo la Landrace ma anche altre, adesso non voglio annoiare con tutto l'elenco specifico. Diciamo che poi anche il grasso del suino è migliorato, l'abbiamo ricordato anche l'altra volta. Contiene più grassi essenziali, quindi in complesso ha meno grassi saturi rispetto magari ad altri oli anche di tipo vegetale, anche lo stesso burro ad esempio. Una cosa della tradizione, parlavamo di carnevale, mi sento di dirlo, mia mamma friggeva i crostoli nel lardo, cioè il lardo veniva usato proprio come si dice, proprio grasso di friggitura. In effetti adesso si è visto, perché all'inizio è stato qualche anno fa molto demonizzato, poi la scienza delle tecnologie alimentari ci ha portato nuove acquisizioni scientifiche e ci ha anche ribadito che appunto le molecole all'interno e tutta la composizione è meno dannosa di quello che si credeva. Infatti un punto di fumo un po' più alto rispetto ad altri oli, quindi per questo ecco, rivisitiamo un po' le nostre tradizioni anche alla luce di questa selezione di queste nuove razze suine. Benissimo, ben detto cara Claudia, e anche perché per provare sapori antichi che ricorderanno moltissimi di quelli che ci ascoltano, perché fanno parte un po' delle tradizioni coniugate diversamente ma di tutta la regione. Torniamo al carnevale. Infatti, a proposito di dolci e di tradizioni, siamo stati ai supermercati Bosco proprio per darvi delle idee per questo carnevale. Vale, ogni crostolo, ogni dolcetto vale, quindi abbiamo diversi tipi dai supermercati Bosco, caro Fabio. Sì, in effetti ogni scherzo vale, ma ogni crostolo vale. In effetti
Qua c'è una qualità, una scelta di crostoli incredibile, perché ci sono quelli con lo zucchero filato, con lo zucchero velo, con lo zucchero in granelli, senza zucchero. Ognuno di questi ha un nome, perché questa ditta li ha qualificati, diciamo. Abbiamo E rappresentano un po' le varie tradizioni, ecco, anche, no? tu hai in mano Io le chiacchiere ovviamente. di Balanzone. Sì. Ecco, io Sì, tu invece cos'hai? i crostoli di Pantalone. Ah. In effetti le chiacchiere, per esempio, sono senza zucchero velo. Esatto, in superficie, Ecco, invece chi non questi ama hanno lo un po' di zucchero. zucchero semolato proprio. Esatto, E poi invece i galani dei doji Ecco, hanno lo i zucchero a banani velo. dolci, questi qua hanno un bel po' di zucchero a velo, sono belli bianchi. Ci toccherà assaggiarli tutti. Sì, c'è da assaggiare tutti, sì, non esagerare però, no, perché non c'è sempre un po' esageriamo. di fritto e quindi bisogna stare un pochino attenti. Bravo Fabio, hai ragione, ma non è tutto qui, perché qui ci sono i crostoli che potete scegliere anche a prezzi convenienti, anche per le vostre feste di carnevali, per far felice grandi e piccini, ma noi andiamo adesso a svelarvi altri dolci del carnevale qui ai Supermercati Bosco. Venite! Eccoci Fabio, e allora qui nella gastronomia possiamo anche vedere le meravigliose frittole e i crostoli, e se non sbaglio, visto che abbiamo parlato di aziende del territorio, queste sono proprio di Bonbon. Devi sapere che poi noi siamo stati anche a fare le frittole con Sebastiano per svelare come si preparano queste ottime frittole alla crema. Ecco, io non so fare le frittole ovviamente, le vendiamo, però devo dire che si parla adesso non di un'industria, ma di un'industria artigianale, che è questo Bonbon. Sono degli ottimi prodotti che fanno proprio qua a Trieste, quindi prodotti del territorio vero e proprio. Che trovate comodamente ai Supermercati Bosco, appunto. Certamente, e qua abbiamo i crostoli, come vedete, non sono impacchettati come dall'industria, ma proprio sciolti, venduti a chilo, a peso, a etto, quello che vogliamo. E poi ci sono le frittole. Le frittole devono essere fatte quasi giornalmente, diciamo, da una ditta artigianale, e qua ce le portano ogni mattina. E poi grazie alla gastronomia dei Supermercati Bosco poi potete anche acquistare tutto quello che può aiutarvi nel realizzare e allestire una festa di carnevale, delle pizzette, i salumi, i panini più piccoli, insomma tantissime idee. Assolutamente sì, e poi vanno anche accompagnati da un buon vino, dai. Esatto. Un buon vino dolce che andremo magari a scegliere, andiamo a guardarcelo, dai. Andiamo a scegliere il vino dolce qui dai Supermercati Bosco, caro Fabio, che voi appunto, come ci dicevi, scegliete un po' facendo un'indagine su tutte quelle che sono le cantine di questo territorio. Allora, crostoli e frittole, con cosa li accompagniamo? Allora, si possono accompagnare con un buon verduzzo, per esempio, che è Vertuosildo, ha un buon prezzo e ottima qualità. Oppure si può passare al piccolit, ma quasi da meditazione il piccolit. E il piccolit è buonissimo, veramente sì. Ma hai anche poi, se vuoi qualche bollicina, ci sono i moscati. La bollicina giusta, una bollicina dolce per accompagnare i crostoli fritti. Questi qua, i primi due sono del territorio, perché sono del Friuli, quindi Esatto. sono della nostra zona, chiama la nostra regione. Gli altri possono essere magari come del Piemonte o altri posti come il Moscato d'Asti, per esempio. Insomma, abbiamo fatto il carnevale perfetto, caro Fabio, anche se quest'anno sappiamo non si potrà goderlo nel modo tradizionale con le sfilate, però magari, perché no, possiamo comunque rievocarne i profumi e la dolcezza grazie ai prodotti del nostro territorio, quelli che suggerisce i Supermercati Bosco. Certamente, speriamo che, visto che il carnevale è fra qualche giorno, diciamo che qualcosa cambi e abbiamo la possibilità di vedere anche dal vivo un buon carnevale. Benissimo Fabio, allora intanto vi ricordiamo che per la vostra spesa i Supermercati Bosco vi aspettano nei diversi punti vendita di Trieste. Qui siamo in via Orlandini, potete dare un'occhiata al sito dei Supermercati Bosco oppure anche tutti i social che ogni tanto poi vi raccontano anche qualche golosa ricetta e tante curiosità, oltre che a tutta la convenienza dei Supermercati Bosco. Grazie Fabio. Intanto un buon carnevale a tutti. Radio Chef torna tra poco. Rimanete con noi. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta, ogni giovedì alle 12 e replica il sabato, sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it.
Tell me what's your motive tonight. Will I end right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato. Sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Ben ritrovati cari ascoltatori nel nostro appuntamento con Radio Chef. Allora ci siamo immersi pian pianino nelle tradizioni del carnevale e abbiamo iniziato con una ricetta salata, però ovviamente tutti quanti saranno in trepida attesa di quelle che sono le dolci ricette del carnevale. Abbiamo raccontato con la nostra nutrizionista Claudia Casarsa che il carnevale è anche un momento per lasciarsi un po' andare e anche e soprattutto ai piaceri del palato, perché poi insomma tra la Quaresima e anche magari la volontà di rimetterci un po' più in forma, magari sceglieremo dei dolci un po' più alternativi. Però a carnevale ci sfoghiamo con noi a raccontarci un po' della tradizione dei dolci di carnevale, ma anche a rivelarci e svelarci che il dolce si può sempre, con tante idee golose e la giusta preparazione artigianale e di qualità. Abbiamo con noi Paolo Maritani della pasticceria Maritani, delle pasticcerie Maritani. Buongiorno innanzitutto e grazie per essere qui. Grazie, buongiorno a tutti, è un piacere e un onore essere qua con voi a condividere un po' quello che siamo e quello che potremo così parlare per il carnevale, per quelle che sono le tipicità dei dolci di questo periodo. Beh, innanzitutto Paolo, raccontaci un po' della vostra storia, della vostra passione per la pasticceria. Certo, la nostra storia è lunga e complicata, come tutte le storie familiari degli artigiani italiani. È una storia fatta e nata soprattutto dall'amore, perché in realtà io sono qui per due motivi: A, perché i miei genitori si sono innamorati; B, perché hanno deciso di puntare anche sulla pasticceria, quindi da quello che è stato un forno come dire di piccole dimensioni di provincia, la loro storia, che è sfociata nel matrimonio prima e poi nel desiderio di portare avanti l'azienda, ha permesso all'azienda di prendere delle strade per cui la pasticceria diventava sempre più fondamentale. Mio padre si è infatuato in maniera molto importante di quello che è la pasticceria moderna e negli anni '80 ha iniziato questo percorso che poi io e mio fratello stiamo portando avanti, di qualità, di tradizione, però anche di sensibilità per quello che è un mondo che chiaramente sta cambiando, stanno cambiando un po' le esigenze dei consumatori. La nostra filosofia è quella di proporre alta qualità, ma anche con la consapevolezza che la bontà e il cibo deve andare a pari passo con quella che è un po' la consapevolezza anche della salute. Quindi il mondo cambia velocemente, i nostri prodotti cambiano con lui, insomma. Beh, quando si impara veramente che cosa significa comunque la qualità, c'è da dire che non esistono i cibi pesanti, non esistono i dolci troppo, no? Perché sì, quello che è fatto bene in modo artigianale, ben lievitato, con ingredienti di qualità. Assolutamente, mi piace molto paragonare quello che stai dicendo al mondo del vino, no? Spesso
si parla dell'abbinamento cibo-vini, del vino di qualità, eccetera. Ecco, a me piace definire la pasticceria come il premio, quindi è come il buon vino, magari invece di berti una bottiglia di un vino così magari di qualità da definire, diciamo un buon bicchiere di un vino di qualità è un bel premio da concedersi, così come il dolce, no? È chiaro che uno non può mangiare 700 frittole, 200 bignè, ma premiarsi con un prodotto di qualità sicuramente è un po' il nostro obiettivo, portare le persone a questo tipo di consapevolezza. Facciamo un bene anche al nostro organismo, naturalmente. Certo. Immagino che la nostra nutrizionista che è lì accanto conferma, vero? No, confermo benissimo, perché proprio ieri adesso stiamo facendo proprio lezioni di prevenzione per l'alimentazione, ne parlavo ai ragazzi dicendo che proprio la pasticceria in questi ultimi anni si è molto modificata e sta iniziando veramente a sposare un po' l'aspetto così del benessere, dove appunto nessuno deve demonizzare gli zuccheri perché comunque sono inseriti anche nelle linee guida dei nutrizionisti, perciò non è questo, è quello di usarli in certe occasioni magari speciali, premiarsi, ma soprattutto per festeggiare, e niente di meglio che comunque il carnevale, se poi effettivamente osserviamo un po' di quaresima. Esatto. Quindi così adesso il periodo dei dolci fritti, su questo ci sposiamo la stessa linea, anche perché altrimenti veramente perdiamo la nostra storia, e qui allora non si deve, no, e questo fa parte della nostra veramente patrimonio storico-culturale. Anche i crostoli, anche fossero, adesso sentiamo che Dolci ci parlerà di che dolci ci farà così conoscenza. Tra l'altro Paolo Maritani ci ha portato anche un assaggio, e realtà, noi siamo molto contenti. L'idea era proprio di omaggiare voi, nel senso di farvi assaggiare un pochino con questa occasione quello che produciamo, quello che prepariamo per Carnevale. Giustamente si parla di dolci fritti, però anche il fritto sappiamo tutti che se di primo olio, se con olio di qualità, e soprattutto se non utilizzato, o se utilizzato con le temperature corrette, ecco, anche qua rientriamo nei premi che è giusto concederci, soprattutto magari in un periodo come questo. Vi farò assaggiare dei crostoli molto sottili, molto croccanti, possiamo quasi definire un crostolo gourmet, nel senso che ha una leggerezza e un impatto gustativo molto ricco, molto buono. Poi le frittelle, che fanno parte un po' della chiusura del cerchio carnevalesco, oltre alla classica fatta con uvetta e pinoli, proprio una ricetta che facciamo da tantissimo tempo. Utilizziamo anche dei ripione, quindi un terzo crema, un terzo panna, un terzo zabaglione che produciamo noi, ricotta fresca con gli agrumi, pistacchio. Anche qua il pistacchio è un po' l'alimento, l'ingrediente principe di questi anni, perché c'è una grandissima richiesta soprattutto nella pasticceria, e anche le classiche al cioccolato. Quindi questo è un po' la nostra proposta nelle frittelle, e riteniamo essere così un piccolo vizio del periodo che va veramente consigliamo di assaggiare, insomma. Beh, le vedrete anche nella nostra diretta, poi per chi ci segue sul canale YouTube, sulla nostra web TV può vedere queste dolcezze per poco, perché poi non ci saranno più. E intanto però io approfitto, Paolo, per chiederti anche, visto che oggi nella nostra puntata abbiamo pensato proprio a un piccolo buffet di carnevale, se vogliamo prepararlo, invitare qualche amico oppure anche con i bambini, quali sono i dolci, oltre i crostoli, ovviamente le frittole, che proporresti, ecco, in questo caso? Per esperienza è bello accontentare tutti, quindi i gusti in una tavola imbandita possono essere più diversi per accontentare appunto i palati più diversi, più esigenti, meno esigenti, non ha importanza. Io consiglio sempre un bel assortimento di pasticceria mignon, perché lì andando a trovare il cioccolato, le creme, la croccantezza, le mandorle, riusciamo veramente in un plateau spesso ad accontentare tutti, quindi questo è un po' il mio consiglio. Poi se il tutto è abbandito e preparato anche con i dolci del periodo, in questo caso crostoli e frittelle, sicuramente facciamo una bella figura e, ripeto, accontentiamo tutti, insomma. Ci sono dei fortunati che fanno il compleanno nel periodo di carnevale, quindi possono unire un po' queste due cose. Per quanto riguarda le torte, che suggerimenti dai? Ma quali sono anche le più richieste alla vostra pasticceria? Le torte espresse. Le torte espresse, che noi le definiamo così non per autocelebrarci, ma proprio per dare un senso di freschezza, di immediatezza del prodotto.
In questo senso mi ricollego un pochino ai gusti delle frittelle. La chantilly al zabaglione, le creme al cioccolato, le creme al pistacchio sono i dolci, sono le creme che trovi spesso nelle torte che vengono fatte in giornata, assemblate in giornata per poter dare al consumatore il prodotto più fresco possibile. Questo è un pochino il dolce che in questo momento qua non stiamo spingendo, ma stiamo consigliando, anche perché siamo nuovi a Trieste, in un certo senso siamo presenti da poco, e poter puntare sulla freschezza del prodotto e poter garantire soprattutto al consumatore un prodotto fatto in giornata che ha visto l'alba, come ci piace dire, così è una leva su cui facciamo molto, molto affidamento. Che meraviglia! E chiudiamo con un'ultima domanda, perché siamo a febbraio, noi un paio di settimane fa abbiamo parlato di San Valentino. È sempre, poi tu ci hai raccontato di questa storia d'amore che poi è sfociata in un amore per la pasticceria, è una risorsa anche per la città e non solo. E abbiamo parlato di San Valentino, può capitare anche in questo periodo, che è poi la cosa sempre più bella, cucinare per gli altri, no? E magari realizzare una bellissima e romantica cena a due. Quali sono i dolci della pasticceria Maritani che consigli per fare colpo? Ma ce ne sono tanti. In realtà quello che ti posso dire quello che ci ha premiato il pubblico, quindi quello che il pubblico ha trovato essere molto interessante e molto in linea con il discorso che adesso hai giustamente introdotto, e si chiama la torta Bronx. È un dolce fatto con un cremoso ai lamponi, quindi un prodotto dolce acido che viene abbinato a una crema al cioccolato e vaniglia. Questo abbinamento, quindi il dolce e l'acido, dà veramente un'esplosione di sapori al palato ed è molto indicata per un dopo cena, quindi anche davanti a una cena magari sai un po' impegnativa, questo dolce qua ha il potere quasi di raffrescare un po' il palato, e quindi è un dolce che ci sta dando veramente tanta soddisfazione. Fantastico, fantastico Paolo. Allora ricordaci anche dove si trovano tutti i punti vendita dei Pasticceria Maritani per assaggiare le vostre dolcezze, ma anche appunto per ordinare tutto quello che può servire da una festa di carnevale a tante occasioni, anche cerimonie, feste di compleanno, che poi ovviamente riempiranno anche la stagione che verrà. Ok, dunque noi la nostra sede di produzione è a Staranzano, paese in provincia di Gorizia, vicino qui, dove lì abbiamo oltre che il laboratorio, e invito tutti magari con un piccolo preavviso a visitarlo, perché abbiamo un laboratorio tecnologicamente molto, molto bello, secondo me anche da vedere, quindi si può toccare con mano visitandolo quelle che sono le nostre preparazioni, le nostre competenze. Vicino al laboratorio c'è il nostro primo negozio, e poi abbiamo il caffè Carducci e il caffè Municipio a Monfalcone, e da poco siamo presenti in piazza Tommaseo 3 qui a Trieste con la nostra pasticceria. Che meraviglia! Allora sappiamo dove trovarli e verremo sicuramente a visitare i vostri laboratori. Grazie. Aspettiamo. Grazie a voi. Grazie per questo omaggio che ci hai fatto anche e che non vediamo l'ora di assaggiare. Grazie a Paolo Maritani, tutta la pasticceria Maritani e il suo staff. Grazie a voi. Allora torniamo anche al nostro buffet di carnevale, cari amici, e proseguiamo con le altre preparazioni, perché insomma abbiamo preparato in apertura questa lonza di maiale al forno e adesso continuiamo invece con altre due ricette per accompagnare il vostro buffet. In questo caso queste due ricette sono ottime anche se appunto fate un buffet in piedi o una festa tra adulti o anche per bambini. Visto che abbiamo parlato della lonza di maiale, abbiamo voluto fare un pensiero anche chi preferisce qualcosa di vegetariano con queste crocchette di verdure di Nina Canzoneri di Quarto d'Altino in provincia di Venezia, che appunto ci ha inviato questa ricetta. Gli ingredienti sono 2 patate, 2 carote, 2 zucchine, un uovo, 50 grammi di formaggio di tipo grana grattugiato, pane grattugiato, sale e pepe. Andremo quindi a lessare le nostre verdure, schiacceremo il tutto con uno schiacciapatate, uniamo alla crema un uovo, il formaggio, il pane grattugiato, formiamo delle polpettine e le ripassiamo nel pane grattugiato. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 20 minuti o in una padella antiaderente, quindi anche l'opzione della cottura al forno va benissimo. E poi invece più gustose, e torniamo al nostro maiale, le polpette di prosciutto cotto che ci ha inviato Elena Chiarottini di Pagnacco in provincia di Udine. Per queste polpette vi serviranno 400 grammi di prosciutto cotto sminuzzato, 100 grammi di pane, il timo e 2 uova. Andremo a sminuzzare il nostro prosciutto e tritare il pane. In una ciotola uniremo il prosciutto, il pane e le uova e aggiusteremo di sale e di pepe con l'aggiunta di un pizzico di timo. Formiamo delle palline della grandezza di una noce, rotoliamo nel pane grattugiato e adagiamo su una teglia. Irroleremo il tutto con un filo d'olio e cuoceremo in forno caldo a 180 gradi per circa 20-25 minuti. E insomma così
abbiamo fatto un po' contenti entrambi con una ricetta che poi si conserva anche a lungo, e quindi è una buona idea se dobbiamo preparare dei buffet. Che ne dite? Che ne dici, Claudia? Beh, lei aveva poi già parlato di prosciutto cotto prima, quindi credo che abbiamo accontentato anche questa parte qua. Assolutamente, visto che comunque sì, ok, questo è il periodo dei dolci, però ricordiamoci anche che dobbiamo comunque mangiare e nutrirci anche di proteine. Esattamente, ben detto. Potremmo dire così, Claudia. purtroppo, ogni tanto. Io rimango sui dolci questa volta. Verissimo, insomma Dieta bilanciata. Va bene. abbiamo parlato di dolci e di tradizioni di carnevale. La volta scorsa vi abbiamo portato a fare un tour, in particolare eravamo a Trieste alla scoperta delle fabbriche di cioccolato, ed è sempre il cioccolato che ci regala un altro interessante spunto proprio per il carnevale, Claudia. Eh sì, è una particolarità in effetti. Carnevale del 1865 fece l'esordio una delle leccornie veramente della tradizione italiana, il cioccolato Gianduia, che proprio deve il suo nome alla maschera tipica piemontese Gianduia, e fu così realizzato perché ci fu un periodo di crisi della materia prima, e quindi pasticceri piemontesi che così detenevano questo diciamo primato nel fare il cioccolato, si ritrovavano senza materia prima, e quindi pensarono di cosa fare, di sfruttare ciò che nel territorio poteva essere così maggiormente presente: le nocciole delle langhe. Quindi crearono una pasta, così riuscirono a mescolarla alla pasta di cacao, quindi raddoppiando ciò che in effetti facevano fatica così a reperire come materia prima, e a questo punto così nacque il cioccolato Gianduia, che fece proprio il suo battesimo nel carnevale del 1865. Wow, Affascinante questa storia. E pensate che ora invece le nocciole sono quasi un bene Sono quasi, esatto, adesso è quasi il contrario. Vabbè. Anche il cacao comunque, attenzione, perché lo stiamo sfruttando tantissimo, c'è un'allerta gialla per quanto riguarda le piantagioni di cacao, le fave di cacao. Quindi sì, nutriamoci sempre così consapevolmente. Pasticceria, anche dolci, se tutto è nelle porzioni giuste. porzioni giuste e prodotti di qualità, oserei Assolutamente. anche sottolineare, così andiamo un po' a trattare bene, cioè ci assicuriamo che il prodotto venga trattato bene, appunto, come ne abbiamo parlato infatti poco fa. È sempre un discorso di qualità, soprattutto anche in pasticceria, perché poi mi dico: ah, ma dottoressa, io il dolce no. Il dolce dipende, se è di qualità, con le farine giuste, quelle un po', diciamo così, che un po' più arricchite, e come ha detto giustamente anche il pasticcere, è vero, adesso la pasticceria ha fatto veramente un cambio, molta attenzione anche in questo, quindi perché no? Se uno sta bene, non ha problemi di salute, se poi fa attività fisica, benissimo. Benissimo, Approvato. Nutrizionista approved. Siete pronti invece, perché adesso vi faremo scoprire anche che come in questi dolci e non solo, e le tradizioni del carnevale che andremo a rivivere in una località meravigliosa come Sauris, possono incontrare il profumo delle erbe, che presto, e anzi sono sempre protagoniste, ma presto che arriverà la primavera ancora di più. Quindi rimanete con noi, tra pochissimo a Radio Chef. Radio Chef torna tra poco. Ogni giovedì Rimanete alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Well, I ain't right by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima.
E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right? Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida Ben ritrovati cari amici di Radio Chef, e allora, come vi ho promesso, vi porto nella bellissima Sauris per scoprire appunto tradizioni ma anche interessanti ricette che proprio ci raccontano non solo delle tradizioni linguistiche ma anche quelle enogastronomiche di Sauris Zare. In particolare con noi, collegata proprio da Sauris, c'è la dottoressa Lucia Protto, curatrice del centro etnografico di Sauris. Innanzitutto buongiorno e benvenuta. Buongiorno, guten Tag. Vedevo sullo sfondo adesso le immagini di Trieste, del mare. Io invece sono con un giaccone pesante perché la temperatura da noi è un pochino più rigida. Immagino, però insomma è il piacere dell'aria frizzante di montagna. Allora, intanto cominciamo, Lucia, proprio raccontando un po' le particolarità di Sauris Zare, che poi si intrecciano anche con tutta la tradizione gastronomica. Certo, perché comunque anche la gastronomia, la cucina è sempre strettamente collegata alle tradizioni, alla cultura locale. Io mi trovo appunto nel centro etnografico, che è una piccola struttura museale creata proprio per raccontare le particolarità della nostra comunità che, per chi non lo sapesse, è stata fondata nel Medioevo, attorno alla metà del 1200, da famiglie che provenivano dall'Austria, e quindi nel corso dei secoli la comunità ha mantenuto questa lingua particolare, un tedesco antico, arcaico, che poi si è arricchito entrando in contatto con il friulano, poi con l'italiano, oggi con l'inglese. Ma diciamo che questa lingua è sopravvissuta fino ad oggi, viene ancora parlata, come sono anche sopravvissute alcune delle nostre tradizioni, compreso il carnevale. Nella nostra lingua sì. il carnevale, sì? Nella nostra lingua il carnevale si chiama Voshank, Zarar Voshank, quindi carnevale saurano, e anche questa parola proprio è diciamo attesta l'antichità di questa tradizione. E da questo derivano anche dei dolci tipici di questo carnevale, che ovviamente rispecchiano un po' quello che si trovava a Sauris a livello proprio di ingredienti, di disponibilità, vero? Sì, perché fino a 100 anni fa la nostra comunità non aveva strade, quindi era collegata agli altri paesi, alle altre vallate, solo attraverso i sentieri di montagna e alcuni valichi, e quindi
diciamo noi ci troviamo tra i 1000 e i 1400 metri, e quindi in un territorio dove non cresce tutto quello che cresce in pianura. C'erano alcuni ingredienti che bisognava andare a prendere negli altri paesi, quindi le famiglie periodicamente partivano per andare ad Ampezzo o in altri paesi a prendere, a barattare diciamo, ad approvvigionarsi di sale, di farina, di zucchero, e quindi diciamo che aveva una quantità limitata di ingredienti per fare i dolci. Infatti se qualcuno ad esempio arriva qui e si aspetta di trovare come dolce tradizionale lo strudel, questo non è possibile, o meglio lo trova, perché oggi i nostri ristoratori propongono anche questa ricetta, però non fa parte della nostra tradizione, perché ad esempio da noi gli alberi da frutto non riuscivano a maturare, e quindi ci mancavano le mele, le noci e altri ingredienti che si usano invece nei dolci di altre vallate. Questo non vuol dire però che non abbiamo anche noi la nostra tradizione in fatto di dolci. A Carnevale la gente, oltre che andare in maschera, mangiava e beveva anche di più rispetto ai periodi ordinari, no? E quindi ci volevano anche i dolci a rendere più partecipata, più sentita questa festa. E come dappertutto, non solo in Friuli ma anche in Italia, si facevano i crostoli, ma quello che abbiamo di particolare come dolce è un tipo di frittellina. Ecco, sono delle frittelline che si chiamano vledla, che molto semplici, fatte con uova, farina, un po' di zucchero, un po' di latte, un po' di grappa, che venivano insaporite con la menta e la salvia, o diciamo con la menta o la salvia. E queste frittelline si fanno ancora oggi, non solo per il Carnevale ma anche per altre festività. E la menta e la salvia c'erano perché i nostri orti nei nostri orti non c'erano tante piante, ma le piante aromatiche non mancavano mai, quindi si coltivava la menta, che comunque si trovava anche selvatica, la salvia, e altre, diciamo, la camomilla, la malva, quindi piante aromatiche officinali. E io ho pensato, ecco, so che alla radio non si può vedere, ma comunque stamattina ho provato a fare queste frittelle, i vledla, wow, proprio come li faceva mia nonna. E quindi diciamo questo impasto, che deve essere un po' semiliquido, si versa con il cucchiaio. Oggi lo versiamo nell'olio di semi. Una volta si usava lo strutto, che oggi è stato forse un po' demonizzato, no? Poi è anche difficile trovarlo, ma quella volta era il principale, anzi l'unico grasso per la frittura. E diciamo che comunque queste frittelle rimanevano comunque leggere anche con lo strutto, e soprattutto lo strutto gli dava un gusto particolare. Quelle che ho fatto io sono con la salvia, quindi la salvia veniva essiccata e sminuzzata, poteva essere diciamo secca, ma poi se c'era anche fresca, no? Quindi dava ancora più sapore. E ecco, oggi le persone tendono a fare queste frittelline un po' tutte uguali, no? Tondette, abbastanza uniformi. Io invece le ho fatte proprio come le faceva mia nonna, cioè lasciava cadere l'impasto dal cucchiaio, e questo impasto produceva delle frittelle abbastanza irregolari, anche con queste codine, questi kedelan, diciamo noi. Sì. E
Ecco, e a noi bambini piacevano così perché avevano una era diversa dall'altra e poi ci piaceva anche guardare le forme e magari immaginare che fossero degli animaletti o altre cose. Bellissimo, bellissimo anche questa storia e la tradizione di queste frittelle, tra l'altro molto particolari con la salvia, la menta, come ci hai raccontato tu, da provare. So che hai preparato per noi anche la ricetta, cara Lucia, che noi leggeremo magari in italiano, però poi sul nostro sito ve la metteremo anche in lingua originale. Ce la racconti, Lucia? Sì, allora adesso a dire la verità ho sotto mano una ricetta che è leggermente diversa da quella che vi ho mandato, ma sono valide Benissimo. tutte e due. Ecco, allora intanto se si chiede oggi alle donne come si fanno queste frittelle, non daranno i quantitativi perché comunque si faceva tutto a occhio, no? Comunque indicativamente diciamo per produrre una quantità per 4-5 persone, allora possiamo usare 2 uova intere, 2 tuorli d'uovo, 2 cucchiai di zucchero, 2 cucchiai di latte, farina che va versata così a occhio in modo da produrre appunto un impasto semiliquido che comunque vada bene per essere versato nell'olio con il cucchiaio. E poi oggi qualcuno ci mette anche un pizzico di lievito, un pizzico di sale e poi appunto l'ingrediente che le insaporisce, che sono appunto le foglie di menta o di salvia, sia fresche sia anche essiccate. E queste frittelline si versano appunto col cucchiaio nell'olio di semi e vanno rigirate ogni tanto in modo da farle diciamo da dare questo colore dorato e poi alla fine si cospargono con lo zucchero a velo. Benissimo Lucia, grazie. Allora chiudiamo dopo questo bellissimo racconto con un invito a chi ci sta ascoltando e seguendo a venire insomma a trovarvi a Sauris. Certamente, o per il carnevale oppure insomma in qualsiasi stagione dell'anno, perché per me Sauris è sempre bellissima. È vero, è bellissima e ci sono tante delizie da gustare, Lucia, quindi noi ti ringraziamo moltissimo. Ricordo che Lucia è appunto la curatrice del centro etnografico di Sauris. Salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Sauris e invitiamo i nostri ascoltatori a viverla tutto l'anno perché è bellissima d'estate, potete vivere appunto il carnevale di cui vi abbiamo raccontato, ma appunto approfittare anche per fare una bella scorta di prodotti di Sauris da portare a casa, è così? Sicuramente, non ci mancano le prelibatezze. Grazie. Quindi i buon gustai sicuramente si troveranno bene. Grazie allora Lucia. A voi, Fone Gedonk. È stato un piacere averti con noi. Noi ricordiamo che si può rivedere questa puntata con tutta la descrizione anche di Lucia sempre sul nostro canale YouTube, poi ci sarà l'articolo con tutte le ricette, gli approfondimenti, i link per scoprire gli ingredienti ma anche le tradizioni di Sauris. Invece noi restiamo in montagna perché adesso è carnevale, ci sono in Friuli Venezia Giulia anche le vacanze di carnevale che permettono alla gran parte delle famiglie di visitare la regione, i diversi carnevali o approfittare di qualche giorno in montagna tra gli sport invernali e tra le delizie di questo periodo dell'anno in cui ci dedichiamo più leggermente alle gioie del palato. Non dobbiamo dimenticare una giusta idratazione, Maria. Eh sì, assolutamente, ad accompagnarci con la giusta idratazione c'è sempre la nostra acqua dolomia, che anche negli sport invernali, come ben sottolineavi, ma anche per la nostra quotidianità, in particolare, come dicevamo oggi in questa puntata, sicuramente le ricette non sono mancate e non mancheranno ancora anche in questa ultima parte. Ci vogliamo alleggerire un po' anche fisicamente andando in montagna. Sappiamo che troveremo sicuramente tutti i modi giusti per farlo, perché tra attività, sport invernali, dallo sci alle ciaspolate, le attività proprio non mancano ed è sempre importante idratarsi sempre
al meglio, come dicevamo, anche quando magari sentite meno sete del solito, perché lo sappiamo, in inverno si può anche sentire un po' meno il bisogno di bere, ma dobbiamo sempre mantenere la giusta idratazione, in particolare i più piccoli, e dobbiamo scegliere un'acqua quindi che sappia accompagnarci al meglio con le giuste caratteristiche. Abbiamo parlato di Sauris, di fare delle camminate nella neve, sicuramente si può passare da Sauris di sotto a Sauris di sopra, anche questo un bel percorso, viceversa dipende da dove partite, e quindi portate sempre nel vostro zaino da montagna una bella bottiglietta d'acqua, magari una per ognuno, per naturalmente sapervi idratare, come dicevamo, al meglio. E poi Acqua Dolomia ci accompagna perché ha le giuste caratteristiche per farlo, per accompagnarci anche in montagna e per accompagnarci anche nel mondo sportivo. Ve ne abbiamo parlato spesso, ci sono veramente tantissimi testimonial anche che ce l'hanno sottolineato, come Acqua Dolomia li aiuti proprio ad avere una prestazione proprio migliore. In questo caso è indispensabile nello sport perché la sua composizione minerale soddisfa anche le necessità del corpo durante tutti i tipi di attività fisica. È ideale per evitare la disidratazione proprio sia prima dello sforzo, quindi prima di partire per una gita magari bevetevi un po' d'acqua, e per reintegrare anche i liquidi persi durante l'attività sportiva, e quindi per un processo di recupero ancora più veloce. E poi parlavamo dei più piccoli, anche perché Acqua Dolomia li accompagna proprio nella crescita, a partire proprio dai primi passi fino a crescita avvenuta, possiamo dire così, e quindi potete veramente potete utilizzarla per aiutarvi nella quotidianità. È importante, ricordiamo, anche sempre mantenere il livello di idratazione giornaliero, e anche quando, per esempio, per le mamme in allattamento, l'acqua minerale Dolomia può essere utilizzata anche per mantenere, dicevamo, il livello di idratazione, ma anche per la preparazione degli alimenti dei lattanti, quindi potete utilizzarla veramente a tutte le età. Quindi noi vi auguriamo una buona montagna anche in compagnia di Acqua Dolomia, e vi ricordo che la potete utilizzare anche nelle vostre ricette. Ad esempio, se preparerete delle ottime frittelle, potete utilizzarla per renderle proprio più soffici, aggiungendo un po' di acqua frizzante Dolomia direttamente nell'impasto. Ottima idea. Allora, grazie Maria, ma noi torneremo ancora tra poco in montagna, poi vi porteremo a scoprire ricette del resto d'Italia, perché un'altra tradizione sicuramente del carnevale che si mescola al teatro è quella del carnevale napoletano, e poi invece vi racconteremo qualche aiuto e qualche dettaglio, visto che abbiamo parlato del buffet di carnevale, per decorare o per realizzare la vostra festa di carnevale. A tra poco. Torna tra poco. Rimanete con noi. 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it. Tell me what's your motive tonight. Will I end up right by your side? Get lost when you need it. It's hard to believe it. Tell me what's your motive tonight. Tell me what's your motive tonight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità massima. E voilà, la nuova edizione super energetica di Radio Chef. Sfida all'ultima ricetta. Ogni giovedì alle 12 e replica il sabato sulle frequenze di Radio.0, in streaming e in diretta video anche su Facebook e YouTube. Radio.0. Che aspetti? Partecipa anche tu e invia la tua ricetta a radiochef@radio.0.it.
lying to fight by your side. Get lost when you need it. It's hard to believe it. To me, what's your motive tonight? Tell me what's your motive tonight. We're lying to fight. Mettiamo nel frullatore una diretta radio, una diretta Facebook e una YouTube. Mixiamo il tutto a velocità Siamo massima. arrivati allora alle ultime battute del nostro speciale dedicato al carnevale. Chiudiamo il nostro buffet con una tradizione, con un dolce insomma che fa parte anche del carnevale, della tradizione napoletana. Maria, perché è una ricetta che ci è arrivata proprio dai nostri ascoltatori riguardo a questo appuntamento. Di che cosa si tratta? Sì, dici bene, è un dolce a base di semolino in questo caso. Ci è piaciuto anche per l'utilizzo di questo ingrediente. Nella tradizione veniva utilizzata anche la farina di miglio e invece adesso è stata sostituita proprio appunto con la semola. Quindi è un dolce molto particolare anche dal gusto, perché rimane come una polenta, un po' morbido, quindi anche per questo diventa proprio interessante. La ricetta è di Rosaria Antonia Conte di Spilimbergo. Tra gli ingredienti vi serviranno 200 g di semola, 300-350 g di ricotta ben asciutta, 4 uova, 250 g di zucchero, 800 ml di latte, oppure potete utilizzare latte e un mix di latte e acqua, una bustina di vanillina, limoncello, aroma millefiori e zucchero a velo per decorare. Iniziate ponendo il latte o comunque i liquidi in un pentolino, iniziate a cuocere a fiamma bassa, unite a pioggia la semola continuando a girare con una frusta e lasciate addensare, come la preparazione proprio di un semolino. Unite dicevamo, una volta ottenuto un composto molto cremoso e denso, aggiungete lo zucchero e amalgamate il tutto e lasciate a questo punto raffreddare per un po'. A parte in una ciotola unite le uova, la ricotta, una bustina di vanillina, l'aroma millefiori e 1-2 cucchiai di limoncello a piacere. Amalgamate tutti e due i composti e riponete il tutto in una teglia, meglio se è una teglia cerniera imburrata, e livellate la superficie. Cuocete in forno caldo a 180 gradi per circa 40-50 minuti e decorate alla fine, dopo aver lasciato ancora un po' raffreddare, con una spolverata di zucchero a velo. Tra i consigli potete, se preferite, lasciare in infusione nel latte o nei liquidi alcune bucce di limone oppure di arancia biologica e rimuoverle una volta pronto il semolino, per dare un po' anche quel aroma agrumato proprio al vostro dolce della tradizione napoletana. Bello, una bella alternativa anche appunto ai dolci di carnevale. Chiudiamo anche con un consiglio per la tavola e per la decorazione delle vostre feste. Se avete in mente di preparare una cena, un buffet carnevalesco, allora scegliete tovaglie dai colori sgargianti, anche tono su tono se preferite, stoviglie e bicchieri arcobaleno per la vostra festa, in vetro o in carta, e poi anche dei finti coriandoli. Vi basteranno ad esempio dei confetti colorati di cioccolato e anche delle vere stelle filanti che scivolino tra i piatti in allegria. Basta veramente poco per creare subito un'atmosfera gioiosa, anche senza spendere tantissimo, perché il carnevale e il bello è che sia una festa un po' fuori dalle regole, quindi dedichiamoci a giochi, a balli, accessori insoliti e abbinamenti eccentrici. E poi potreste anche dare un tema proprio il vostro pranzo o cena buffet di carnevale. Ad esempio potete fare una festa a tema cinema, ispirandovi a un filone cinematografico che vi ha colpito, oppure un party anni 90 o anni 80 o anni 70, quello che preferite, o ancora una festa di carnevale vintage, che possono offrirvi tantissime ispirazioni anche e soprattutto a tavola. Quindi, dopo aver immaginato la vostra tavola, aver fissato l'idea del party in maschera, potete stupire i vostri invitati con degli allegri segnaposto. Vi basterà ad esempio una mascherina in biscotto, un cartoncino con un palloncino appeso per ogni sedia, ad esempio. Insomma, le idee sono veramente tantissime e a carnevale ci si può proprio sbizzarrire. Chiudiamo invece con ovviamente il nostro calendario lunare. Prima però, insomma, chiedo anche alla nostra nutrizionista se ha qualche idea per preparare un buffet di carnevale, come organizzarci sulle dosi. Tutto voi, avete detto tutto voi, cosa posso aggiungere? Se vogliamo fare per esempio un buffet un po' più equilibrato, no? Ad esempio per i più piccoli, che cosa secondo te potremmo mettere? No, in questo periodo allora abbiamo parlato di carnevale, l'abbondanza, la prequaresima, no, non posso. Per tutte le esigenze. A questo punto, se veramente carnevale è un po' un libera tutti, però dal mercoledì delle ceneri tutti di nuovo bravi. Allora giovedì prossimo ridaremo non ci pensiamo, le regole, però... ma giovedì e martedì
Certo, però insomma un occhio ovviamente anche alle varie esigenze, quindi se avete molti piatti di carne, qualche alternativa vegetariana o anche vegana, se sapete che qualche volta questo sì, dobbiamo sempre tenere presente. Ha citato prima questo migliaccio, se fatto ad esempio con la farina di miglio, ecco che per un celiaco sarebbe veramente un'alternativa molto adatta per il celiaco. Dopodiché insomma cerchiamo di moderare con le porzioni, mangiamo un po' di tutto perché effettivamente è carnevale, però non abbondiamo perché tanto domani ritroveremo lo stesso tanti cibi, quindi l'unica cosa che mi sento di dire è non abuffatevi. Giustissimo Claudia. E allora chiudiamo anche con il nostro calendario lunare. Siamo nell'ultimo quarto di luna calante. In questi giorni ci si può dedicare, ed è ottimo, alla ginnastica mirata. Quindi se dobbiamo rassodare, rinforzare, tonificare alcune parti del corpo, è il momento giusto per farlo. Va benissimo curare anche il nostro viso. Ricordiamoci che la pelle del nostro viso, la sua luminosità, dipende moltissimo da quello che mangiamo e anche da quanto beviamo. Questo è fondamentale. E poi benissimo anche per la cura delle unghie, per i capelli, e anche in questo caso devo dire che quello che mangiamo influisce tantissimo anche su questi aspetti. A volte ce ne dimentichiamo e quindi magari ci preoccupiamo delle creme e dei trattamenti, però ricordiamoci che prima di tutto è quello che mettiamo in tavola, no? Assolutamente sì, la salute proprio nasce in tavola, quindi sì, stiamo attenti, ecco, siamo quello che mangiamo, quindi effettivamente un menù abbastanza bilanciato ed equilibrato anche in questo periodo, sì. Allora noi siamo pronti a gustarci anche i dolci della pasticceria Maritani, se sono ancora sopravvissuti alla fine della nostra diretta, e con l'augurio di trascorrere un sereno carnevale e di divertirvi vi lasciamo con le nostre ricette che troverete sul sito radio.0.it. Seguiteci anche sul network di Trieste News, perché anche lì il sabato esce una rubrica con le ricette di Radio Chef, e inviateci le vostre ricette info@radio.0.it o radiochef@radio.0.it, oppure scrivendoci su WhatsApp o Telegram al 338 611 6060. E allora ricordiamo, Maria, che ci sono tutti i nostri canali e l'articolo poi per trovare tutte le ricette. Sì, assolutamente, vi accompagniamo passo passo nella creazione di ogni ricetta che presentiamo qui a Radio Chef, quindi andate sul nostro sito, godetevi un po' le nostre webcam e poi sbirciate nella sezione Radio Chef per scoprire proprio passo passo. Andremo a preparare insieme questo buffet di carnevale. Intanto auguriamo a tutti buoni dolci e buon carnevale a tutte le mascherine. Buon carnevale. Avete ascoltato